Il 4 novembre a Comitini ha rivestito un significato particolare. Il sindaco Luigi Nigrelli lavora proprio per l'esercito italiano. Vediamo. Il 4 novembre, giornata dedicata all'unità nazionale, alle forze armate, è l'anniversario della fine di una guerra che vuole significare anche un augurio affinché cessino tutte le guerre. La ricorrenza del 4 novembre è un momento importante della nostra storia e della nostra civiltà, l'occasione per esprimere il più alto sentimento di riconoscenza per le nostre forze armate che con sacrificio e senso del dovere si adoperano per la libertà e la pace, oltre che per dedicare un pensiero a quanti si sono immolati per gli ideali di unità nazionale, di indipendenza e di democrazia. In tutti i comuni agrigentini si sono svolte delle cerimonie, ma nel più piccolo dei comuni, Comitini, la celebrazione ha rivestito un significato molto particolare. Infatti il sindaco Luigi Nigrelli, di professione un militare, presta il suo servizio nell'esercito e chi più di lui sente la data del 4 novembre. A Comitini ieri si è svolta una cerimonia che ha portato in piazza moltissime persone, tutte le scolaresche in particolare, che hanno seguito il corteo fino al monumento del milite ignoto. Qui il primo cittadino ha omaggiato tutti i caduti delle guerre mondiali. Questo 4 novembre cade nel bel mezzo di una guerra che coinvolge due paesi, Russia e Ucraina, ma che in realtà coinvolge tutto il mondo e l'Europa in particolare. Il sindaco si è augurato che le armi cessino perché il mondo, dopo 3 anni di pandemia Covid che ha creato moltissimi problemi e disagi, ha necessità di ritrovare la pace, il giusto spirito di collaborazione tra i popoli. In prossimità del Natale, Nigrelli si è augurato di mettere sotto l'albero il regalo più grande e più bello, la pace tra russi e ucraini.